Oggi abbiamo deciso di protestare contro questa regione. Siamo sotto la sede del Consiglio regionale mentre il Consiglio regionale si riunisce. Siamo qua per richiedere la copertura totale delle borse di studio. Ancora quest'anno più di 4.000 studenti e studentesse in tutto il Veneto non hanno ricevuto la borsa di studio di cui avrebbero diritto. Continuiamo a farci sentire affinché questa regione ci risponda. Sono più di 1.000 gli idonei non beneficiari a Venezia e anche a Verona, più di 2.000 gli idonei non beneficiari a Padova. Sono questi i numeri che la Regione Veneto ci nasconde. Noi siamo stanchi, non vogliamo che l'università sia una scuola d'élite e per pochi, e noi vogliamo un diritto allo studio vero e reale. Finanziate le borse di studio. La mancanza di borse di studio crea effetti concreti. Molti studenti rischiano di perdere la possibilità di vivere in residenza. Finché non ci saranno reali tutele, questa non è e non sarà una regione per giovani. Il tema delle borse di studio non riguarda solo gli studenti universitari, ma anche studenti e studentesse delle superiori. Finché andiamo alle superiori e non possiamo immaginare di costruirci un futuro in questa regione, il diritto allo studio non sarà mai davvero garantito e noi continueremo a mobilitarci.